Benvenuti allo Sport City, questa è la Serie A2 della Lega Calcio 8. Nella nona giornata si affrontano Real Gimer e Atletico Fiumicino. Corallini cerca e trova Orlando sulla fascia destra, Orlando rientra sul sinistro, porta palla, prova il tiro, una carambola e la rete del vantaggio. Fortunato si trova la palla tra i piedi e segna De Crescenzo, Fabrizio De Crescenzo, 1-0 per l'Atletico Fiumicino. Real Gimer che prova a reagire sulla fascia sinistra, c'è un fallo, calcio di punizione. Stinziani parte col destro, c'è forse una deviazione, ma quello che conta è il pareggio del Real Gimer. 1-1, Stinziani direttamente da punizione. Calcio d'angolo per il Real Gimer, la palla dentro, una carambola. La sfera rimane in possesso dei ragazzi in maglia blu, viene girata fuori, c'è il destro e il gran gol. Tiro a incrociare di potenza è stato Onofri, porta in vantaggio i suoi. 2-1 per il Real Gimer, gran destro di Onofri. Real Gimer che attacca sulla sinistra, entra in area, contatto, scivolata e c'è il calcio di rigore, calcio di rigore. È pronto al tentativo di trasformazione Barbieri che spiazza il portiere e fa 3-1 per il Real Gimer che adesso è in controllo della gara. Calcio di punizione per l'Atletico Fiumicino, è uno schema e la rete di Commentucci, gliela toccano e di seconda di destro incrocia bene, accorcia le distanze. L'Atletico Fiumicino, siamo 3-2. Corallini, il tacco a cercare un compagno di squadra, De Crescenzo entra in possesso di palla, prova il sinistro, traversa. Real Gimer che sta per battere un calcio di punizione dalla propria metà campo, sceglie la soluzione lunga per Stinziani di testa, fuori non di molto. Contropiede Atletico Fiumicino, la palla a De Crescenzo, De Crescenzo rientra sul sinistro, fuori. Altro lancio lungo dell'Atletico Fiumicino, c'è calcio di punizione. Sta per partire Patrizio Bonaventura col sinistro e inganna in questo caso Daniele Bandettini. Il pareggio dell'Atletico Fiumicino, 3-3 da punizione. Occhio al contropiede del Real Gimer, siamo 4 contro 1, possono riportarsi avanti. Onofri dentro, Stinziani se lo divora però. Rinvio del portiere del Real Gimer, manca poco alla fine, forse ultima manovra, palla a centrocampo. Infatti arriva il triplice fischio del direttore di gara che decreta il finale sul 3-3 tra Real Gimer e Atletico Fiumicino e ospiti che sono stati in grado di rimontare una situazione che sembrava compromessa già nel primo tempo. Non è servito a nessuno il 3 pari perché siamo ancora messi nella classifica alla parte bassa e purtroppo non ce lo meritiamo quest'anno, solo che quest'anno non gira niente, non va. Purtroppo cercheremo di fare un girone di ritorno straordinario per cercare almeno di evitare la zona play-out.